Grazie. Solo il vaccino sarà l'arma che ci permetterà di sconfiggere il Covid-19. Non è il tempo delle divisioni, è l'ora della cooperazione internazionale e della solidarietà. Passiamo agli Dobbiamo interventi uscire da questa dei crisi più rappresentanti forti. dei gruppi. Ha facoltà di parlare la deputata Gilda Sportiello. Prego. Primo intervento, Gilda Grazie, Sportiello, Presidente. Movimento 5 Stelle. Cambio microfono? Sì, forse? se cambia microfono. C'è un problema con il microfono, stiamo Prego. attendendo il Grazie. cambio. Ecco l'inizio del primo intervento. C'era Gilda Sportiello. il mondo diviso in due blocchi contrapposti e poi il mondo dopo la caduta del muro di Berlino. C'era il mondo che conoscevamo prima dell'11 settembre 2001 e quello che abbiamo conosciuto dal giorno successivo. C'era il mondo a cui eravamo abituati fino a qualche settimana fa e ci sarà quello che vedremo dopo, il coronavirus. Nel mondo di ieri per molti la macchina pubblica era un carrozzone da tagliare. Nel mondo di ieri per molti ha avuto senso dai primi anni del 2000 tagliare di ben 37 miliardi le risorse al Servizio Sanitario Nazionale. E in quel mondo qualcuno pensava che dare ancora più poteri in materia sanitaria alle regioni fosse la strada da seguire. In quel mondo l'Italia era un esempio di inefficienza. Poi è arrivata la storia e, come ha ben detto il Presidente Conte qualche giorno fa, la storia arriva senza avvisare e il mondo di ieri ha lasciato spazio al mondo di oggi. Nel mondo di oggi quella macchina pubblica, etichettata troppo spesso come carrozzone, è diventata lo Stato, quel tanto vituperato Stato che ha saputo rispondere, grazie al Servizio Sanitario Nazionale, in maniera veloce, eroicamente, a questo dramma. E la risposta dello Stato è stata rapida e ce l'ha ricordato lei, Prima Ministro. Le terapie intensive in pochissimo tempo sono state incrementate del 75% e i posti letto in pneumologia e malattie infettive, leggo, sono passati dal 6.525 a 26.424. Nel mondo di oggi capiamo che quei tagli spacciati come risparmi alla sanità pubblica li stiamo ripagando con interessi carissimi. Contro quei tagli il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto a tutti i livelli istituzionali e, arrivato al governo, ha cambiato rotta. Le risorse destinate alla sanità, e questo lo dobbiamo capire, le risorse destinate alla sanità pubblica non sono una mera spesa. Le risorse destinate alla sanità pubblica sono risorse investite nella salute, nella tutela di un diritto fondamentale e nel benessere di una comunità, un benessere che oggi scopriamo essere anche economico. Nel mondo di oggi vediamo anche quanto il Servizio Sanitario Nazionale, disgregato in sistemi regionali, determina frammentazione, difficoltà di gestione. Vediamo quanto lo Stato centrale sia importante, quanto il coordinamento sia fondamentale e quanto sia fondamentale che chi ha bisogno di aiuto possa riceverle da chi può darlo. Nel mondo di oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato dell'Italia, e cito testualmente, definendola tra i paesi occidentali la più fornita e la più attenta, e lo ha fatto il 27 gennaio. Poi, il 17 marzo, sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che quello che stiamo imparando dall'Italia sarà d'esempio per il mondo e per il resto d'Europa. E lo dice complimentandosi con il Governo e con lei, Ministro, perché abbiamo fatto qualcosa che non era scontato e in maniera trasparente abbiamo condiviso le procedure e le metodologie di contenimento, che sono elementi fondamentali per la comunità scientifica. Nel mondo di oggi siamo costretti, giustamente, a vivere nelle nostre case. Però ci sono persone per cui vivere a casa è molto più difficile di altre, e penso alle persone con disabilità intellettive,
Penso ai bambini con disturbi dello spettro autistico, penso in generale ai più fragili e alle persone che si prendono cura di loro. E per loro restare per molto tempo, anche in virtù del prolungamento, tra le 4 mura domestiche diventa veramente difficile. La sofferenza si aggiunge a una sofferenza che già esisteva. E quindi un appello che le facciamo, Ministro, è quello di creare il più velocemente possibile un protocollo unico in tutto il Paese, sia per la gestione clinica che per la raccolta epidemiologica, perché anche in questo caso le regioni stanno dando risposte diverse e noi abbiamo il dovere di prenderci cura di queste persone, anche e soprattutto in questo momento emergenziale. Quando un mondo si sta dissolvendo, dobbiamo subito pensare al mondo che vogliamo costruire e lo dobbiamo fare superando le vecchie credenze del mondo che si sta dissolvendo, quelle che si sono tristemente scontrate con la storia. E lo dobbiamo fare partendo dal Servizio Sanitario Nazionale, perché oggi capiamo più che mai a quanto possiamo rinunciare pur di non perdere l'unica cosa a cui non possiamo rinunciare, che è la nostra salute. E dobbiamo farlo partendo da un principio fondamentale, che l'unica sanità che può garantire il diritto alla salute per tutti è la sanità pubblica. Dobbiamo andare verso un modello sanitario non più esclusivamente ospedalocentrico, ma un modello sanitario in cui subordinare l'ospedalizzazione al potenziamento della medicina territoriale. Dobbiamo andare verso un modello sanitario che dovrà tener conto che ci sono regioni come la mia che da anni, se non da decenni, vivono in sistemi commissariali e che già in situazioni di normalità vivono una situazione di grave sofferenza. Un modello di sanità che non può avere come unico paradigma quello aziendale, ma che deve mettere al centro il benessere della persona e del personale sanitario. E infine, proprio il personale sanitario. Oggi celebriamo medici e infermieri e aggiungo operatori sociosanitari, tecnici, addetti alle pulizie, come soldati al fronte. E forse davvero quelle immagini dei volti massacrati dopo turni infiniti resteranno scolpiti nella nostra memoria, come i volti dei ragazzi che hanno combattuto la battaglia sul Piave o come quelli dei volti dei partigiani della Resistenza. Ma questa non è una guerra. Colleghi, per favore, colleghi, facciamo concludere. E non Prego. è neanche il salotto di una trasmissione televisiva, per cui esigerei un po' più di rispetto per il momento che stiamo affrontando. Vada avanti, concluda. Questo è una pandemia, non è una guerra. E il personale sanitario che fino a qualche settimana fa lavorava quotidianamente con abnegazione, con passione, è stato travolto da una situazione inimmaginabile per tutti e lo ha fatto andando oltre il proprio lavoro, ha fatto molto di più. Il personale sanitario è andato oltre il dolore, oltre la sofferenza, oltre l'ordinaria assistenza, ha cercato di dare assistenza psicologica e affettiva per quanto necessario, per quanto possibile in quelle condizioni, a pazienti che sono isolati da tutto il mondo, da tutto, da tutti, anche dal conforto dei propri cari. E di questo siamo ben coscienti. Così come siamo coscienti di quanto sin da subito lei, Ministro, e tutto il Governo abbiate lavorato incessantemente per dare risposte e far fronte a questa emergenza. Stiamo potenziando il Servizio Sanitario Nazionale in maniera straordinaria. Concludo, Presidente. Ma se vogliamo costruire il mondo di domani, dobbiamo imparare dagli errori del passato e dobbiamo fare in modo che questo potenziamento non si fermi all'emergenza, ma diventi un potenziamento strutturale. Il mondo di ieri sta tramontando in maniera drammatica. Il nostro compito adesso è costruire quello che verrà e dobbiamo farlo però ricordandoci tutto questo.
Grazie Presidente. Bisogna creare un protocollo unico per il Paese come risposta epidemiologica. È la proposta di Gilda Sportiello, Movimento 5 Stelle. Locatelli, ne ha facoltà, prego. Prossimo intervento, Alessandra Locatelli, Lega. Grazie Presidente, buongiorno signor Ministro, agli altri membri del Governo, onorevoli colleghi.